E rieccoci in diretta, ben ritrovati, un saluto da Vincenzo Credendino, torna Calcio Napoli 24 live, come sempre saremo in vostra compagnia fino alle 14 sul 79 del digitale terrestre e su YouTube per chi volesse interagire anche con la nostra trasmissione, gustarsela in streaming, magari non ha l'opportunità di essere a casa, di avere un apparecchio televisivo classico e quindi può anche interagire con noi e assistere a quelli che saranno i nostri interventi, le esclusive, i video orchestrati dal nostro Emanuele Bernardo, il nostro regista che andiamo a ringraziare, così come ringraziamo e salutiamo Riccardo Catapano. Buongiorno Ricchi. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno anche a Manuel Guardasole all'ufficio stampa, al nostro buon Emanuele Bernardo che saluto e ringrazio. Ti associ? In regia. Sì, mi associo, mi accodo assolutamente. Se lo merita? Ma sì, siamo tutti più buoni. Che Natale. Bisogna diamo l'esempio di bontà, ecco, quindi in questo poi magari diventiamo un po' più acidi nel corso della trasmissione. Buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori. Vedi come fai? Guarda, quella camera mi sposta l'altra, lo fa apposta, poi dice io sono cattivo. Di che si parla oggi? Si parla degli infortuni questa sosta per le nazionali, Osimhen. esatto, che servirà al Napoli, capo classifica in Serie A, in Champions League, a recuperare quelli che sono gli indisponibili, vale a dire Victor Osimhen, Diego Demme, ma anche gli aggiornamenti per quanto riguarda Matteo Politano, che purtroppo non potrà rispondere alla chiamata della nazionale italiana. E allora, chiaramente, insomma, andiamo ad aggiornarvi su queste tematiche, però ragazzi non abbandoneremo neanche il nostro Marco Lombardi, perché dopo il viaggio, ieri insomma è tornato da Milano in compagnia del nostro Emanuele Bernardo, anche lui era lì ovviamente, certo. L'avevamo già detto, però è bene ricordarlo, anche lui era lì. Vuoi venire questa volta in diretta, Emanuele? Se abbiamo Marco Lombardi a questo punto, tu lascia per un secondino la regia, setti le telecamere come sai e ci vieni a raccontare a questo punto quello che avete vissuto tu e Marco in quella che è diventata una serata tristemente famosa per l'aggressione di un tifoso rossonero ai danni di Marco e di Emanuele, però anche monito, sprono affinché certe cose non accadano più. Parleremo di questo, parleremo della rivincita, chiamiamola così, di Cristiano Giuntoli. Aurelio De Laurentiis si è tolto anche lui qualche sassolino dalle scarpe ieri in un breve intervento, credo fosse alla presentazione di un progetto cinematografico dal titolo Sofia, sì, se non vado errato. Gli hanno chiesto anche del Napoli, il presidente si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, ha detto si parla, non si parla, si fanno i fatti. C'è una mia conferenza stampa dove dissi che avremmo allestito una grande squadra, nessuno ci ha creduto e invece in realtà fu lui stesso a pronunciare la parolina magica, giusto Riccardo, se non vado errato? Costruiremo una squadra per lo scudetto. Sì, in grado di lottare per lo faremo del nostro meglio per costruire una squadra in grado di lottare per lo scudetto. Sì. Quindi ecco, è stato lui stesso a sdoganare e dobbiamo dirgli però che i fatti ad oggi gli stanno dando ragione, perché certo, al di là di ogni più rosea previsione, il Napoli abbassa il monte ingaggi e soprattutto mantiene la vetta della classifica, che in questo momento è condivisa con l'Atalanta, che libera per la prima volta dopo qualche anno da impegni internazionali, va a ritrovare un ritmo da scudetto praticamente. 7 giornate. Non mi aspetto che tra 3 giornate questa classifica sia ancora così. Mi aspetto dei ribaltamenti, così come non mi aspetto tra 6 giornate una classifica ancora così. Cioè, tra 6 giornate non ti aspetti ancora l'Udinese terza, per esempio? Mi posso aspettare tutto il contrario di tutto, mi posso aspettare anche l'Udinese prima tra 6 giornate. Ah, ok. Non lo so, in questo momento davvero è difficile fare delle previsioni. Il Napoli sta facendo il suo percorso, che è quello che tutti quanti noi ci auguravamo. È giusto che ci sia entusiasmo dopo la vittoria di Milano, è giusto che però la squadra abbia anche consapevolezza che bisogna restare con i piedi assolutamente ben saldi per terra, perché inevitabilmente arriveranno anche dei momenti di difficoltà ed è in quei momenti di difficoltà che bisognerà fare poi la differenza. Quindi giusta l'enfasi, giusto in questo momento il trasporto del pubblico che deve essere sempre presente, deve riempire anche il Maradona, consapevolezza e fame di questa squadra però
non devono mutare, perché uno degli aspetti che più mi ha sorpreso, soprattutto dei nuovi, è la voglia di raggiungere i risultati, la fame di ottenere delle vittorie. Ecco, la squadra non deve pensare di aver già fatto qualcosa, perché in questo momento si è partiti bene ma non si è fatto di fatti ancora nulla, quindi belli concentrati, belli affamati, e poi quando poi ci sarà il momento di capire dove si andrà a posizionare questa squadra, taglieremo quelli che sono i bilanci. Questo è un mini bilancio delle prime 7 giornate che è assolutamente positivo però per quanto riguarda la partenza del Napoli, soprattutto per quelle che poi erano diciamo così, le prefazioni del calciomercato, le tante incognite, le tante scommesse, e in questo momento insomma sembrano essere vinte, però è ancora presto. E allora andiamo a leggere quelle che sono le ultime per quanto riguarda gli infortuni. Nota ufficiale del Napoli: uno dei calciatori più in forma di questa prima parte di stagione è sicuramente Matteo Politano. Quanto è strano il calcio, sembrava che dovesse partire, che dovesse andare al Valencia, invece ad oggi si carica della battuta dei rigori decisivi e li mette a segno. Ad ogni modo, il comunicato recita nel seguente modo: Matteo Politano lascia la nazionale e rientra a Napoli. L'attaccante azzurro, che domenica sera a San Siro contro il Milan aveva subito un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello staff medico della nazionale tornerà al SSCN Konami Training Center, dove inizierà la riabilitazione. Non solo Politano, anche Pellegrini ha lasciato il gruppo nazionale. Al posto loro arriveranno Frattesi e un'altra vecchia conoscenza partenopea come Manolo Gabbiadini, impegnato ad oggi con la Sampdoria. Trauma distorsivo, non ne conosciamo ancora l'entità, però ecco, non dovrebbe il Napoli perdere Matteo Politano per un tempo eccessivo. Ovviamente siamo in attesa, ragazzi, di esami medici che possano darci più certezza per quanto riguarda i tempi di recupero. Chiaramente c'è la sosta, ormai tra poco, quante ne abbiamo? 20, sì, il 25 non si gioca chiaramente perché Si va a votare. si va a votare, ad ogni modo c'è una sosta per le nazionali, si tornerà direttamente il 2 di ottobre. Ad oggi c'è speranza di rivederlo per il 2 di ottobre, poi chiaramente bisognerà attendere gli esami medici. Sì, assolutamente. In questo momento, diciamo, le sensazioni, leggendo anche Possiamo andare e al telefono ascoltando intanto, anche le parole del suo agente Mario Giuffretto, è stata una botta alla caviglia, non sembra essere nulla di grave. Certo, l'aveva detto anche Mancini, non sembra essere nulla di grave, poi dopo poche ore è stato costretto ad abbandonare il ritiro di Coverciano, quindi adesso è tornato a Napoli, ci saranno ulteriori esami strumentali. L'obiettivo è di averlo ovviamente a disposizione per la gara contro il Torino, però in questo momento bisogna restare un po' in stand-by, mettiamola così, perché fin quando non si avrà poi la contezza del danno di questo infortunio alla caviglia, con gli esami ovviamente clinici che lo staff medico del Napoli effettuerà, non ci sembra corretto sbilanciarci troppo. Non dovrebbe essere nulla di particolarmente grave, però mettiamola così. Andiamo a leggere questo comunicato da parte dell'Ordine dei giornalisti della Campania, nel quale con grande felicità leggiamo: solidarietà a Marco, l'Ordine si auspica tutela e salvaguardia della professione anche da parte di forze di polizia e istituzioni competenti, ed è un piacere ed un onore poter dare il buongiorno al presidente dell'ODG Campania, Ottavio Lucarelli. Buongiorno Presidente, come va? Buongiorno a voi, buongiorno, grazie per la chiamata, buon lavoro. Grazie a te per essere oggi qui con noi. Ci faceva molto piacere, ci ha fatto piacere leggere le parole di Mimo Falco, le parole, il comunicato che abbiamo testé riportato qui in diretta. Vorremmo anche sentire un tuo commento in merito, tra l'altro da apprezzare chiaramente anche l'invocare dell'intervento delle forze dell'ordine in situazioni come queste, che ricordiamo sono molto pericolose per gli stessi giornalisti. Sì, infatti innanzitutto nel comunicato appunto che abbiamo diffuso assieme a Titti Improta, il nostro consigliere segretario dell'ordine, poi tra l'altro appunto cronista sportiva, e quindi queste vicende, anche lei spesso lavora all'esterno dello stadio, quindi queste vicende le conosce bene. Quindi solidarietà alla radio, a Marco, a tutti voi. Diciamo che questi collegamenti all'esterno dello stadio, che ormai sono da un po' di tempo molto diffusi, hanno causato in diverse occasioni brutti episodi. Io ricordo, e l'abbiamo visto tutti,
una collega giornalista di un'altra regione che fu addirittura molestata da uno scofiguro che passava lì. Quindi spesso noi ci occupiamo di problemi che accadono all'interno dello stadio, ma all'esterno effettivamente c'è un problema, e questo può accadere prima o dopo la partita, e quindi non vanno queste aggressioni, tutto non vanno assolutamente giustificate. Il fatto che i milanisti abbiano perso dovevano ammettere la superiorità del Napoli in quel giorno e tornarsene a casa tranquilli. E quindi sono situazioni molto pericolose, perciò noi alle forze di polizia, che sono sempre massicciamente impegnate in occasione di queste partite, ma non solo delle partite di cartello, perché spesso vediamo massicce presenze delle forze di polizia anche nei tornei inferiori, soprattutto quando ci sono rivalità eccetera, e quindi lavorare all'esterno dello stadio rappresenta sempre un rischio in più. Per quanto riguarda poi il tipo di insulto, va bene, sono quegli insulti a cui siamo abituati, dimostrano soltanto ignoranza, volgarità, un livello bassissimo di cultura, insomma, quindi non vanno presi. Quello che è pericoloso appunto sono le tentate aggressioni, insulti pesanti, eccetera, quindi è bene queste cose diffonderle. È bene intervenire, è bene che siano monitorate, denunciate, respinte, rimandate al mittente. Due considerazioni, Presidente, se mi permetti. Allora, la prima, nonostante sia chiaro come un Napoli vincente attiri antipatie e quindi vada ad ampliare queste forme di razzismo, queste anche aggressioni verbali, non bisogna far passare il concetto che è un qualcosa soltanto di altre tifoserie. Signori, anche qui a Napoli abbiamo assistito a momenti di intimidazione da parte di tifosi partenopei verso i giornalisti. Non è un discorso di tifo, è un discorso di educazione e di legalità che, come è sempre, deve essere trasversale, indipendentemente dalle tifoserie. Sì, certamente, ma c'è stata sicuramente una fase in cui durante la campagna acquisti, no? Prima che fosse completata, perché poi ricordiamoci che la campagna acquisti a Napoli è stata completata nell'ultimo giorno utile. Ora siamo tutti contenti che i nuovi acquisti stiano giocando molto bene, cosa che invece vediamo in altre squadre non sta accadendo. Quindi ci sono fasi che ciclicamente vedono i giornalisti nel mirino appena sollevano delle critiche, quindi ovviamente i giornalisti più esposti sono quelli delle TV, del web, delle radio, insomma quelli più conosciuti dalle tifoserie, quindi assolutamente su questo tema ci vuole un'attenzione da parte delle forze di polizia notevole. Episodi contro i giornalisti campani purtroppo ne abbiamo visti tanti da tanti anni, insomma, siamo dovuti intervenire tante volte, purtroppo succede all'esterno dello stadio di San Siro come succede in Campania. Altro discorso che in base a quanto dicevi poc'anzi, se mi permetti, anche all'interno di molti stadi, molti colleghi, anche a noi è successo che per esempio sono in tribuna stampa, molto spesso vengono vessati da anche altri colleghi, tra l'altro, e non solo da tifosi, quindi magari ci sarebbe bisogno di una campagna di sensibilizzazione in generale. Io continuo a ripeterlo e sono d'accordo con il Presidente, questo non è un problema calcistico, il calcio è semplicemente di contorno, questo è un problema di educazione, questo è un problema culturale, di gente che magari frustrata sfoga le proprie frustrazioni su quello che è un risultato di calcio. In realtà io non ci leggo neanche razzismo, ci leggo solo ignoranza in questo caso. Beh, il razzismo è spesso figlio dell'ignoranza. Io lo vedo più mezzo che una finalità, cioè io uso il razzismo per sfogare la mia rabbia perché il Milan o il Napoli ha perso. Ma è così. In realtà non sono neanche razzista. È assolutamente così. Però no, di base c'è. No, ma purtroppo è un qualcosa che è anche paventato e anche ampliato dai social, perché sui social si vedono molto spesso delle accuse, anche delle minacce da chi per esempio non è razzista, anzi tutt'altro, ma utilizza questo metodo, questo linguaggio quasi perché fosse diventato di uso comune, e a me questa è la cosa che mi spaventa più di tutte. Ecco, come ordine, Presidente, immagino che siano già state messe in campo, no? Anche delle iniziative per favorire la lotta al razzismo di qualsiasi tipo. Sì, ma questo anche a livello nazionale, in tutte
in tutte le 20 regioni, anche se io appunto sono d'accordo su alcuni episodi che dimostrano scarsa cultura, frustrazione e altro, ai tanti episodi di razzismo nei confronti dei calciatori, ne abbiamo visti e continuiamo purtroppo a vederne tanti nei confronti dei calciatori, soprattutto dei calciatori che hanno l'unica colpa è di avere la pelle un po' più scura della nostra. Devo dire che l'altro giorno, prima delle ultime 2 sconfitte, Allegri aveva detto dobbiamo tornare ad essere antipatici, no? Il Napoli vincente di questi giorni è tornato, diciamo, ad essere antipatico, questo ci fa piacere. E questo però diciamo, è un motivo in più per tutelare tutti, insomma, i calciatori del Napoli, i giornalisti, sia quelli che fanno in sala stampa, quelli che lavorano all'esterno, sul territorio, visto che il Napoli con nostra grande gioia è tornato ad essere antipatico e c'è bisogno di una maggiore tutela in questa fase. Tutto chiaro, Presidente. Grazie mille per essere stato oggi qui con noi. Grazie. Tra l'altro ci sarà un evento, insomma, una partita benefica dell'Ordine il prossimo 29 settembre, quindi credo sia giovedì. Insomma... tu sarai in campo. Ecco, appunto. Ci sarai anche tu. Sì, io vengo ad accompagnarvi sicuramente. Grazie mille. Oppure, o anche a tirare un rigore se caso. Esatto. Sarà comunque un evento nel quale sensibilizzare proprio il pubblico rispetto a queste tematiche. Assieme alla prefettura e poi è in programma anche un torneo sempre per beneficenza, ordine giornalisti, prefettura con l'Accademia Aeronautica poi di Pozzuoli. Tutto chiaro. Grazie mille, a presto. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente. Grazie. Chiaramente, insomma, giriamo i complimenti, il sostegno ancora una volta a Marco Lombardi, che quest'oggi vogliamo avere in diretta. Sì, perché più tardi lo facciamo intervenire. Anche perché quello è quello che hanno mostrato le telecamere. Inondato dal sostegno, a me questo piace molto. Questo piace tantissimo anche a me. Però, poi... bello il sostegno. Mandi il messaggino, ti sono vicino. Ottimo. Poi? Finisce là il sostegno, cura tutto? No, penso che ognuno con i suoi mezzi vedi. abbia il dovere poi di fare qualcosa. Generale... Per dirti, noi da giornalisti poi continuiamo a parlarne. Ma noi lo facciamo sempre qui, che sia Napoli, Juve che sia Lombardi, esatto. Nonostante, insomma, possa scemare l'hype, il nostro dovere è non calare l'attenzione e non la faremo ovviamente calare. Finché non verranno individuati i responsabili, finché tali episodi continueranno ad accadere. Sì. Chiedo un attimo al nostro Emanuele Bernardo di fermarsi però con la scaletta. Non so se sta andando avanti il nostro Emanuele Bernardo. Intanto vai, avevamo delle novità. Attendo due. Sentiremo Marco, il quale, come diceva il nostro Emanuele Bernardo, come dire, quello è stato una punta dell'iceberg. Perché poi per tutta la diretta, da quello che poteva essere la battutina lontana a quello che poteva essere l'insulto detto da vicino, è stato un continuo. Ma sempre di questo personaggio. Anche però. Di altri. Sì, però, guarda, io ero qui in studio, io ho fatto la live reaction, poi ho dato linea a Marco e sono rimasto in collegamento con lui. Guarda, io ho visto tantissime anche coppie di tifosi milanisti e napoletani, altri tifosi del Milan, qualcuno magari con qualche parolina, ma non nei confronti di Marco, nei confronti del Napoli, magari così un po' più forte, ma io ho visto tranquillità, io devo dire la verità, lì fuori ho visto abbastanza tranquillità. Poi è ovvio che c'è qualche cretino in più che da lontano, perché sempre da lontano molta gente ti manda non è neanche lo sfottò, l'insulto e altro. Qui però si è esagerato, perché Marco è andato a sentire questo tifoso come le ha fatte con altri centinaia di tifosi là fuori, e questo qui pare anche palesemente con il gomito un pochino alticcio, mettiamola così, poi ha dato di matto su Marco, ma non esiste. Per il resto poi ce lo racconterà anche Marco. E me lo raccontava anche nel post partita, prima di tutto quello che è successo. Lui ha intervistato tifosi del Napoli, tifosi del Milan, tifosi del Napoli e tifosi del Milan insieme,
E il clima mi sembrava essere tranquillissimo, tant'è che lo stesso Marco si era complimentato anche per come si stesse vivendo la partita. Oltre ai cori degli imbecilli sul Vesuvio e su Politano, ma quello è un'altra tipologia di frangia, quello non è andato a ledere, tra virgolette, noi, quanto il popolo napoletano e Matteo Politano. Lì mi auguro che chi di competenza la vada a chiudere per un paio di partite quel settore, ma più della multina classica alla fine non faranno, però poi parlano di solidarietà. Quindi questo, dicevo, era un ambiente, ed Emanuele ce lo può anche confermare, che fino a quel momento, voi avete intervistato tantissime coppie lì, anche di fidanzati milanisti, napoletani, era tranquillo, si sta bene. Poi ovviamente qualche tifoso del Milan era un po' più incazzato perché aveva perso la partita, ci può stare, avete rubato qua, avete rubato là, però al Maradona vi facciamo un bucio così, quindi ci sta, quello che non ci sta è che questo imbecille poi, che sia ubriaco, che sia un Ci sta, altro... sì, ma sempre se mi permetti di fare il mio lavoro. No, ma lui ci sta che ti dice sempre... No, ci sta che il tifoso faccia la battutina. Ma fin quando Ci fai sta la lo sfottò, amen. fin quando Tra fai la tifosi, battuta, amen sempre. anche Ma la se io sto in parolina un po'- diretta però, se io sto ma in lì, diretta e sto facendo un attenzione, collegamento, è diverso, e uno, e ma due, è e tre, diverso. e a un certo punto io sono distratto, o mi stai parlando della Puglia, o mi stai parlando dei bicarbonato di sodio, mi stai facendo lo sfottò. Io sto in diretta, sto Ragazzi, facendo quella un collegamento è e tu mi un'aggressione distrai, fisica, e non tu è mi questione distrai, di fare il aspetta. proprio lavoro, No, Quella è esatto. un'aggressione Io dico, al fisica. di là dell'aggressione fisica, ma anche se tu mi stai rompendo le scatole certo. e mi parli addosso mentre sto in diretta, tu là non mi stai facendo lavorare. Quello fortunatamente non c'è stato, se Esatto. non di questo cretino che prima ha cercato di intervenire così verbalmente e Marco gliel'ha detto non mi stai facendo fare il mio lavoro, poi ha tentato addirittura l'aggressione e se non ci fosse stato, penso che era un amico di questo, Degli amici loro. di questo personaggio, e sarebbe arrivato anche al contatto fisico con Marco e questa è la gravità e per questo si dice, io anche sui social sto scrivendo, vabbè ma quello era un ubriaco, ma che c'entra? Era uno poco con il QI di basso e quindi continuiamo a giustificare, vogliamo continuare a girarci all'altra parte perché vabbè ma quello è ignorante, vabbè ma quello è ubriaco, ma si ubriaca così, cioè Dio lo fa ubriaco o lui è imbecille e va allo stadio e si ubriaca? Cioè per me non c'è più distinzione, la tolleranza deve essere a zero, che sia per il singolo che sia per i gruppi. Dici vabbè ma è uno solo. Tu inizi a fermare l'uno solo, inizi a dargli il daspo a vita per questo, che ha tentato anche l'aggressione fisica e ha impedito a Marco Lombardi, è stato gigantesco insieme ad Emanuele Bernardo a fare il proprio lavoro. Tu inizi a bloccarlo, poi ti faccio vedere come magari ne fermi uno, non ne cambi la mentalità di 100, ma di altri due che dicono bah forse è finito il momento di fare i coglioni fuori lo stadio. Comunque possiamo dire che le forze dell'ordine stanno lavorando. No, non ti preoccupare che abbiamo sappiamo avuto già bene. notizia, abbiamo già avuto notizia anche in questi Tranquillo minuti. che arriviamo. Anche in questi minuti le forze dell'ordine stanno lavorando all'individuazione del tizio, dell'aggressore che penso sia stata già avvenuta, penso che l'abbiamo anche già individuato, si sta muovendo adesso la macchina della che stiamo giustizia arrivando. per arrivare poi a quella che sarà la corretta come dire, fine di questa vicenda, secondo quella che è semplicemente la giustizia. Più che corretta, la giusta conclusione di questa vicenda. Ci aspettiamo che appunto la giustizia faccia il suo corso. Non andiamo ancora in collegamento. E poi, tra l'altro, Sì. a cercare di dare addosso a Marco Lombardi, per me o sei un folle o sei un folle, perché Marco, adesso non so, voi ce l'avete presente, non l'avete mai visto da vicino, Marco è una montagna d'uomo, un bonaccione, ma una montagna d'uomo. Ma come cavolo dico, cioè, ma tu veramente fai pace col cervello, amico mio. Ad ogni modo, qui si stanno scatenando anche su Max Allegri. Ci chiedono se è vero che qualora la Juve volesse esonerare Allegri debba corrispondere di circa 22-23 milioni di euro. Ragazzi, Allegri guadagna 9 milioni di euro all'anno. Per 4 anni quanto fa? Non lo so, 4 per 9, cifre 36. 4 per 9, 36. Un anno è già passato, quindi ne restano 27. Sono passati circa 2 mesi in questa stagione, quindi in teoria, se fate qualche conto, ecco, Allegri da qui alla fine del contratto con la Juventus dovrebbe ricevere proprio dal club bianconero, qualora lavorasse, circa 24-25 milioni di euro, diciamo così. E la cifra in teoria ci sta. Chiaramente bisognerà capire in caso di esonero
se nel contratto c'è scritto che riceverà tutto lo stipendio, se ne dovesse ricevere il 90%, l'80%, con quali modalità, questo non lo sappiamo. Sicuramente, qualora la Juve dovesse tornare Allegri, arriverà comunque a corrispondergli una cifra importante. Se non sono 25, sono 23, sono 22, non si andrebbe sotto quelli, a meno che non si accordassero i due per una sorta di buonuscita, che ne so, la Juve gli deve corrispondere 25 da qui alla fine del contratto, si accordano per 18 e poi insomma Allegri rescinde, eccetera eccetera eccetera, anche se non vedo come possa essere questa lì, una... Non vi preoccupate, lasciatelo contento, via, Riccardo, però il tuo Vlahovic poi non... ma io mi sacrifico per la patria, che ti devo dire? Ti sacrifichi per il Napoli. Riccardo Catapano, vedete ragazzi, va anche... Tanto non pago, quindi. Ma perché non è vero che non paghi, Riccardo? Alla fine lo so che hai pagato l'anno scorso. Vabbè, ma l'anno scorso è che ha vinto Alessandro, quindi... E quindi se l'è meritato. Alessandro se l'è meritato. Ti leggo qualche altro messaggio. Sì. Tra l'altro, a proposito di esonero, esonerato Caserta a Benevento, è appena arrivata l'ufficialità, e al suo posto andrà Fabio Cannavaro a Benevento. Bello. Capito? Fabio Cannavaro riparte dalla B, riparte Oddio, mi dispiace ovviamente per mister Caserta, gli facciamo il bocca al lupo per il futuro, ci mancherebbe altro, però evocativa anche la scelta di Fabio Cannavaro che si avvicina qui a Napoli dopo, possiamo dire, mesi in cui si era reso disponibile Cannavaro per una panchina di rilievo in Italia, arriva a Benevento che potrebbe essere una buona piazza per mister Cannavaro, al quale chiaramente va fatto l'in bocca al lupo. Assolutamente sì, si era parlato anche di Napoli in caso di addio a Spalletti nel tourbillon di notizie che c'era nel che era tipo febbraio, marzo? Che era? No, di più, ho detto, se Spalletti... No, fa stagione finita. Spalletti, il calciomercato lo convince, sì, De Laurentiis, delle catene, eccetera, le solite cose dimissioni, che poi bla bla bla. Le solite cose che poi si leggono. Si era parlato anche di Cannavaro, che poi è stato ad un passo anche dalla Polonia, da altre nazionali e club, poi alla fine ha deciso di ripartire dall'Italia e credo che anche lui ha fatto il suo percorso da allenatore, gli anni della Cina, eccetera, eccetera, e adesso vorrà confrontarsi con una realtà sicuramente più complicata, seppur in cadetteria, però come il campionato italiano. Altri messaggi. Osimhen come sta? Ecco, questa era l'altra parte del titolo della nostra puntata. Osimhen sarà rivalutato nell'arco tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana per vedere appunto dal punto di vista muscolare come sta recuperando, come sta reagendo. L'obiettivo sarebbe quello di averlo per il Torino. Ad oggi è più probabile che si possa procrastinare o alla gara d'andata con l'Ajax o a quella di campionato contro la Cremonese. Probabilmente potrebbe anche essere convocato, però sarà da valutare in questo momento il recupero e dovrebbe essere fatto, ripeto, nell'arco di questa settimana o l'inizio della prossima, e si valuterà poi quelle che sono le sue condizioni. Però diciamo che caso peggiore dovrebbe rientrare con la Cremonese, caso migliore rientra dopo la sosta con il Torino, anche se in questo caso il Napoli, lo ripeto ancora una volta, non vuole rischiare nulla. Osimhen sarà convocato col Torino solo ed esclusivamente se sarà al 100% della condizione, altrimenti il Napoli non lo rischia e lo valuterà poi per la trasferta di Champions con l'Ajax. Anche perché ad oggi Raspadori e Simeone non stanno facendo assolutamente rimpiangere l'attaccante nigeriano, con le rispettive caratteristiche nei momenti diversi della partita. Sia Giacomo Raspadori che Giovanni Simeone stanno apportando il proprio contributo, e che contributo, basta guardare al movimento che fa Simeone per il gol del 2-1 quando protegge palla, poi Mario Rui mette una palla splendida, Simeone fa un grande movimento di attacco dell'area di rigore e va bene, ma è tutta la preparazione del gol quella che ci rende la dimensione della bontà dell'acquisto del Napoli. Poi chiaramente di Jack Raspadori ne abbiamo parlato e continueremo anche a farlo. Due investimenti importanti, non sono costati poco, non è che il Napoli, infatti erano quei momenti in cui cominciavamo col sorriso, tra virgolette, a sorprenderci del calciomercato del Napoli, perché ripeto, anche oggi io dico che all'epoca per me è stata una sorpresa. All'epoca io mi aspettavo soltanto Simeone. Io dicevo, ma Napoli quando prende Raspadori? Ma perché? Soprattutto vogliono fare il centrocampo a 3. A che gli serve uno che sostituisca Dries Mertens? Non gli serve più. E invece, con mia grande sorpresa, il Napoli non solo
è andato a rimpiazzare il belga, ma con un grandissimo investimento dal punto di vista economico. Quindi chapeau al Napoli, ripeto, anche oggi io ne parlo con grandissima sorpresa. Sì, ci sta, però è giovane, 22 anni, uno dei migliori prospetti in questo momento per quanto riguarda il calcio italiano. È giusto che fai un investimento magari anche in prospettiva, perché tu dici sì, Raspadori mi interessa, però boh, magari lo vado a prendere l'anno prossimo perché, non lo so, vendo Lozano, vendo Politano. Loro però si sono fatti i conti e dicono, però magari questo fa una grande stagione, c'è l'interesse della Juventus, altri club, va in scadenza, può farsi ingolosire da altre proposte, sai che c'è di nuovo, io lo prendo quest'anno, mi anticipo e batto la concorrenza. Un club come il Napoli, che non è la Juve, che non è il PSG, che non è il Bayern Monaco, deve ragionare così, tu devi anticiparle queste tipologie di colpi. E quindi anche io all'inizio dicevo, bah, Raspadori non credo, visto tutti i soldi che chiede il Sassuolo. Alla fine il Napoli si è convinto, perché sa che soprattutto nel lungo periodo può essere un investimento molto molto importante, e quindi ben venga che il Napoli l'abbia fatto questo investimento, perché quest'anno diciamo che lì davanti l'upgrade soprattutto per il ruolo di prima punta è netto, nettissimo, perché tu non hai Osimhen, hai Raspadori, non hai Raspadori, hai Simeone, cioè insomma quest'anno ne hai tre di altissimo livello, con Raspadori che poi ti può fungere anche a esterno, a sottopunta. Diciamoci la verità, Raspadori prende il posto di Mertens, Simeone prende il posto di Petagna. Mertens io lo amo, lo amerò sempre calcisticamente, però dobbiamo fare anche i conti con la realtà per quanto riguarda Dries Mertens, un calciatore che per la sua indole, il suo carisma fondamentale, importantissimo, iniziava a perdere qualche colpetto dal punto di vista, diciamo così, dello score. Quindi se devi cambiare è giusto che tu l'abbia fatto, senza andare troppo. Hai voluto tagliare i ponti col passato, per me è stata una scelta giusta quella del Napoli, nonostante l'amore che io abbia per Dries Mertens, e sostituirlo con uno come Raspadori e metterci Simeone al posto di Petagna per me è un upgrade, ma già lo dissi in tempi non sospetti con il calciomercato ancora in corso, che per me questo nuovo, diciamo così, tridente lì davanti, Raspadori, Osimhen e Simeone, era un upgrade rispetto a quello dell'anno passato. Credo che siamo pronti per andare con il prossimo collegamento. Sì, buongiorno a mister Fabrizio Ferrari. Ciao Fabrizio, grazie per essere oggi qui con noi. Come stai? Ciao. Mister è un po' Mister. troppo, sono direttore di allenatore.net, Vabbè, istruttore dai, di ci giovani sta, lo calciatori, ma i so. mister Ci sono conosciamo altri, ecco. da un bel po'. Poi, se non ti piace, mister, mettiamo direttore. No, Cambiamo proprio mister live. sono altri. Sì. Va bene, allora andiamo a mettere a cambiare la dicitura. Chiaramente Fabrizio, grande nostro Sono amico un anche giornalista di Claudio, professionista, di Salvio. qualcuno mi ricorderà di Itaca l'anno scorso. Va benissimo, però so che volevi comunque parlare di questioni, che ti farebbe piacere parlare di questioni di natura tecnica, tattica, in particolar modo su Giacomo Raspadori, il quale rappresenta uno dei fiori all'occhiello della campagna acquisti del Napoli. Io più che altro ho sentito l'editoriale di Umberto Chiariello, che è Calcio Napoli 24, appunto, che si può trovare appunto su Calcio Napoli 24, e non ero perfettamente d'accordo con lui su alcune cose. Per me l'occasione persa dell'anno scorso, l'ho detto più volte anche l'anno scorso a Tiki Taka, mi ricordo che Raffaele Auriemma non era d'accordo, e quando io dicevo che Spalletti era stato bravo perché dopo 2 anni a Champions l'obiettivo del Napoli era tornare in Champions, e lui c'era tornato dalla porta principale, era arrivato davanti alla Juventus, e poi l'occasione persa. Io penso, guardo sempre ai bookmaker cosa dicono all'inizio dell'anno, perché i bookmaker, visto che rischiano soldi, difficilmente quotano le favorite allo scudetto così per caso. Quindi l'anno scorso e quest'anno le favorite sono Juventus e Inter. Poi è vero che l'anno scorso Juventus e Inter hanno fallito, però il Milan era la terza favorita l'anno scorso, lo è quest'anno, per cui il Napoli, cioè, si è trovata sì in testa alla classifica, ma ha avuto dei periodi che poi hanno condizionato il finale di stagione. Per esempio, per il periodo della Coppa d'Africa, tu sei andato a giocare a Torino con la Juventus, una partita che magari c'erano stati anche Koulibaly e Anghissà, potevi addirittura vincere, non pareggiare. Però nonostante questo ti sei trovato in testa alla classifica, e quando si è infortunato Di Lorenzo
ti sei trovato a giocare una partita come con la Fiorentina, con la Roma, con l'Empoli, con alternative come Malquit e Zanoli. Ora Zanoli secondo me è un giocatore giovane che crescerà, e anche nella partita di Bergamo con l'Atalanta dell'anno scorso aveva mostrato buone cose, però non ti puoi aspettare che possa valere il Di Lorenzo. La stessa assenza di Anghissà con la Fiorentina secondo me si fece sentire, e il Napoli mancava di alternative in panchina, cosa che quest'anno potrebbe avere. Oddio, a me Meret come alternativa, pardon, a me Sirgu come alternativa a Meret non mi fa impazzire. Non ero fiducioso su Meret e devo dire che sono rimasto sorpreso positivamente finora. Però secondo me il valore aggiunto di questo Napoli è Spalletti, e te lo dimostra il risultato con il Liverpool, che per me non è una sorpresa. Io ero sicuro che avrebbe battuto il Liverpool, perché Spalletti nella sua storia aveva già eliminato il Liverpool in Europa League quando era lo Zenit, perché nella sua carriera aveva battuto l'Arsenal, aveva battuto il Manchester United, aveva battuto e eliminato il Real Madrid vincendo anche al Santiago Bernabéu, aveva battuto e eliminato il Lione che era il Paris Saint-Germain di quel periodo, che vinse 7 campionati di Ligue 1. Cioè è un allenatore che ha eliminato 2 volte il Porto nella sua carriera nei gironi. Se vai a vedere Conte, 5 partecipazioni nei gironi di Champions, si è qualificato soltanto 2 volte. Spalletti invece ha fatto molto meglio. Adesso ha una rosa a disposizione che anche quest'anno per i bookmaker non è la favorita. Ora si trova in testa alla classifica e tutti, o perlomeno i tifosi napoletani, dicono adesso è l'occasione. Cioè, però consideriamo anche l'incognita dei mondiali. Tu avrai 45 giorni di stop e non sai determinati giocatori come ti ritorneranno. Questo vale per il Napoli, ma questo vale anche per le altre squadre. Quindi è un campionato anomalo che da gennaio in poi potrà cambiare totalmente. Sì, Fabrizio, ovviamente c'è curiosità anche nel capire come evolverà questo campionato. Prima commentavamo, dopo le prime 7 giornate, proviamo a fare un minimo, diciamo così, di recap, però tra 3 giornate può succedere di tutto, il contrario di tutto. Ho detto, io non mi stupisco neanche se tra 6 giornate c'è l'Udinese da sola in testa alla classifica, perché davvero è un campionato così strano, con una preparazione anche anomala rispetto a quelli precedenti, che poi sarà ripresa dopo la sosta per quanto riguarda il mondiale, quindi mi aspetto davvero tante sorprese. Resto però concentrato sul Napoli, perché secondo me una delle vittorie maggiori di Luciano Spalletti in questo inizio di stagione riguarda la difesa, perché tu vai a cambiare una certezza come David Ospina e metti Meret, che è stato accompagnato da tante critiche, molte ingenerose, molte anche cattive, che non si meritava assolutamente. Soprattutto perdi un perno come Kalidou Koulibaly e a sinistra hai l'opportunità di ruotare finalmente un altro terzino insieme a Mario Rui, quale Mattias Olivera. Eppure cambiano i soggetti, cambiano i protagonisti, ma questa tenuta difensiva del Napoli effettivamente resta comunque di primissimo livello. Ecco, ti chiedo, tu cosa vedi di differente quest'anno difensivamente del Napoli? Io come differenze, cioè se vai a vedere anche nello storico delle squadre di Spalletti, le sue squadre sono sempre state molto ordinate, quindi equilibrate e attente in difesa. Non a caso lui con sé porta dietro Baldini, che è stato un difensore a livelli di Serie A, chiaramente non un giocatore da nazionale, ma comunque che ha una sua esperienza e che chiaramente lavora sulla difesa come, non so, lavorava Calzona con Sarri negli anni precedenti. Per cui non mi sorprende questo avvio della linea difensiva. E poi comunque noi parliamo di difesa, Sì, ma ma c'è anche il la fase centrocampo, difensiva ovviamente. cioè, comincia dagli attaccanti. Per cui quando te vuoi fare un certo tipo di gioco, se gli attaccanti ti aiutano, per cui cioè, ho visto che qualcuno era polemico sulla partenza di Mertens, però secondo me il problema di Mertens, che è stato anche il problema di Totti alla Roma, che quando hai un giocatore che inizia ad avere una certa età e che non ti aiuta nella fase di non possesso, tu rischi di giocare con un uomo in meno, e nel calcio moderno non te lo puoi permettere, perché gli attaccanti devono essere i primi ad attaccare. È un po' il principio per cui il portiere comincia l'azione, perché comunque se comincia l'azione ti fa saltare qualche linea di pressione con un passaggio, e se non ci sono gli attaccanti avversari che vanno a pressarlo, comunque a mettere in difficoltà i compagni che devono ricevere, e te ti ritrovi con una linea superata, e quindi con metri in più
metri in meno per la squadra avversaria da ottenere. Quindi non mi sorprende per questo, perché questo è un lavoro che noi sottolineiamo per quanto riguarda la linea difensiva, ma che comunque dipende anche dal centrocampo. Vogliamo sottolineare anche il miglioramento di Anghissà. Cioè, mi ricorda sotto questo punto di vista anche il secondo anno alla Roma, quando lui riuscì a far segnare 39 gol a Dzeko, 29 in campionato, 18 a Salah. Salah ancora oggi ringrazia Spalletti, ma soprattutto 14 gol in un anno e mezzo a Nainggolan. Nainggolan che prima sì segnava 1 o 2 gol a stagione, lui mettendolo dietro la punta come aveva fatto con Perrotta, trovò un giocatore che era in grado di rompere il gioco e anche di segnare, cosa che sta facendo Anghissà. Ha segnato anche con Liverpool, non mi aspetto che alla fine della stagione segni chissà quanti gol, però lui è in grado di far crescere i giocatori. Io per esempio l'anno scorso a Tiki Taka sottolineavo proprio questo, che Spalletti ha fatto crescere Lobotka, perché prima quanti tifosi del Napoli, quanti giornalisti del Napoli si aspettavano che Lobotka potesse diventare questo giocatore? In pochi, io penso. E lui, con il lavoro che ha fatto il suo staff e Spalletti, è diventato un giocatore che invidiano in tanti club, anche top club europei. E poi dopo faccio anche l'esempio di Rachmani, perché con Gattuso chiaramente non era un difensore centrale titolare e lo è diventato con Spalletti. Questi sono piccoli esempi, no? Però io mi ricordo per esempio alla Roma, quando stava cercando un terzino alla Roma, che Spalletti gli disse non c'è bisogno, ce l'abbiamo già. Lui puntò su Emerson Palmieri, nonostante Emerson Palmieri all'inizio commettesse qualche errore, come è normale per un difensore che comunque si ritrova a giocare in un top club dall'oggi al domani. Emerson Palmieri sappiamo dove è arrivato, Europa League, Champions League, Europeo, eppure i giornalisti romani in quel periodo criticavano Spalletti quando lo faceva giocare. Ricordo una partita con il Porto che la Roma finì in 9, fu espulso De Rossi, poi Emerson Palmieri fu espulso anche lui e la Roma, che doveva assolutamente vincere col Porto per accedere ai gironi di Champions, fu eliminata. E Spalletti invece ha insistito su Emerson Palmieri e lui è cresciuto. Voglio ricordare giocatori come Paredes, Rudiger, parlavamo prima di Salah che ancora gli è riconoscente. Spalletti è uno che fa crescere i giocatori e le sue squadre sono sempre equilibrate. Se andiamo a vedere, a Napoli adorano Sarri per quello che ha fatto, però nei confronti diretti Spalletti-Sarri, Spalletti è in vantaggio 5-1, non è un caso, credo. A E poi proposito, un'ultima cosa, volevo dire, cioè, siccome Chiariello diceva l'altro anno il Milan non era favorito perché c'aveva un monte ingaggi di 100 milioni contro i 110 del Napoli. Sì, però Pioli veniva da 2 anni di lavoro con la stessa rosa, per Spalletti era il primo anno e prendeva una squadra che era uscita dalla Champions all'ultima giornata, cioè non si era qualificata per la Champions nel campionato con Gattuso e quindi anche a livello morale ereditava una squadra che aveva bisogno di una scossa e nonostante questo ricorderete come è partito il Napoli l'anno scorso all'inizio del campionato. tutto chiaro, però i nostri telespettatori in questo momento, Fabrizio, una paura, un piccolo timore ce l'hanno, perché Spalletti si porta dietro questa nomea di allenatore che nella seconda parte dell'anno tende a far più fatica. Ad oggi possiamo smentire questo preconcetto, in virtù soprattutto del fatto che ci sarà un'altra pausa. Scusa, non ho capito la parte finale della In domanda. virtù soprattutto del fatto che ci sarà una pausa bella lunga per il mondiale. Questa è un'incognita per tutti, perché come dicevo prima, potrai ritrovarti giocatori che sono tornati dal mondiale, magari qualcuno acciaccato, qualcuno che ha giocato più partite, qualcuno che ne ha giocate meno, qualcuno che ha cambiato la preparazione con la propria nazionale. E per cui secondo me è assurdo questo mondiale perché cioè, è come prendere un numero all'otto, per cui se sei fortunato può andarti in un certo modo, se non lo sei, non penso che sia un caso che l'Atalanta e l'Udinese, che sono squadre che non stanno giocando nelle coppe europee, siano in alto in classifica, perché forse altre squadre come Juventus e Inter stanno accusando il doppio impegno settimanale. Ci metto anche la Lazio, che poi dopo la Lazio ha perso, anche se sta facendo bene il campionato, ha avuto la pausa di giovedì scorso in Europa League. Però diciamo che alla fine quasi tutte hanno avuto un momento un po'
di difficoltà. Poi è vero che con il Lecce il Napoli non è proprio una pausa, perché poi una partita in cui hai tirato non so quante volte in porta, meritavi di vincere, l'hai pareggiata. Ecco, ci possono essere anche queste partite. Con lo Spezia sei stato più fortunato dell'anno prima e sei riuscita insomma anche a vincerla. Secondo me, ecco, cioè, è prematuro parlare insomma di favorita per lo scudetto, perché ancora c'è un Milan che, per quanto sia stato battuto nello scontro diretto, ha un'esperienza in più, ha una rosa secondo me più esperta per certi versi. Perché più esperta? Perché comunque vincere ti aiuta. Nel Napoli ci sono molti giocatori che non hanno mai vinto e hanno dimostrato nella partita con il Milan appunto di essere pronti sotto un certo punto di vista. Però questo è, diciamo, è il primo match importante della stagione. Sono curioso di vedere anche quelli futuri, ecco. E poi penso che altre squadre come Inter e Juventus nel corso del campionato potranno riprendersi. Io mi ricordo la Juventus di Allegri, per esempio, che nel 2015-16 partì malissimo e poi dopo però ebbe una rimonta appunto sul Napoli e riuscì a vincere lo scudetto. Non credo sia questo l'anno della Juve, che la Juve possa fare una rimonta e vincere lo scudetto. Però ecco, per quanto riguarda il discorso di Spalletti, seconda parte della stagione, cioè, anche quella è un'incognita, perché a gennaio, a seconda dei giocatori che ti ritroverai dopo il mondiale, potrebbe succedere di tutto. Però il secondo anno alla Roma Spalletti stabilì il record di punti nella storia della Roma, arrivò a 4 punti dalla Juventus, dicevamo appunto facendo segnare a Dzeko 29 gol, 39 in totale, a Salah 18, eppure fece un girone di ritorno spaziale, se non sbaglio nelle ultime 11 partite 9 vittorie, un pareggio, una sconfitta, un qualcosa del genere. Per cui alle volte sono dicerie come i discorsi su Icardi e su Totti, sulle gestioni dei due giocatori. Se uno sa come sono andate le cose sia su Totti che su Icardi, secondo me lui ha gestito al meglio le cose e i risultati sul campo gli hanno dato ragione. La Roma da una parte è arrivata seconda e l'Inter è arrivata in Champions League, nella zona Champions, come quello che era l'obiettivo della famiglia Zhang. Tutto chiaro, grazie mille Fabrizio per essere stato oggi qui con noi, speriamo di risentirti presto, magari facciamo così, adesso risentiamo Umberto, gli facciamo sentire la tua risposta e poi dopo facciamo una replica congiunta. Prego, buona giornata a voi. Ciao Fabrizio. Grazie al direttore di Allenatore.net Fabrizio Ferrari. Mi è piaciuto, chiaramente lui conosce molto bene sia Sarri che Spalletti, avendoli conosciuti ecco, così da vicino, quindi il suo parere è di chi conosce, sa magari anche come si sono svolti certi fatti, il discorso su Icardi, il discorso su Totti, notando, ci fa notare, ci ricorda come alla fine, nonostante quelli che erano degli uragani che potevano travolgere chiunque, all'epoca, anche all'epoca, Luciano Spalletti portò a casa il risultato. Vedrete Zerbino, Ostigard e anche Zanoli, scrive Nando, sono preoccupato per Elmas, non lo vedo contento. Ma più che altro non lo stiamo vedendo. Esatto, lo stiamo vedendo poco. Però ragazzi, quando i risultati in questo momento vanno... si può permettere Spalletti di mettere tutti. Poi hai giocato col Milan a Milano, che puoi fare esperimenti a Milano col Milan. Spalletti è uno che li sa far ruotare, avranno spazio anche Elmas, tra l'altro Elmas ha giocato titolare con lo Spezia e non ha fatto benissimo purtroppo, quindi avrà spazio Elmas, avrà spazio Ostigard, Zerbin un po' alla volta sta trovando il suo spazio, anche se col Milan è normale, è andata in difficoltà, aveva un treno contro che Teo Hernandez vallo a fermare. No, ma poi non era neanche tanto secondo me il discorso sulla copertura di Teo, è che gli avevi chiesto di fare una partita, cioè di giocare in spazi strettissimi, con tempi ristretti e uscire con pulizia dalla pressione del Milan. Che gli sta chiedendo quasi sempre a partita in corso, col Napoli in vantaggio, diciamo così. Però una cosa è col Liverpool che ti lascia tanti spazi. Una cosa è il Milan. Una cosa è col Milan, doveva fare il Politano della situazione. Una cosa è che la tua terza partita non ci vorrà male Alessio Zerbin, se ad oggi diciamo che la gestione del pallone
sul pressing avversario non la fa come la fa Politano. È normale, ragazzi, ma Politano rispetto a Zerbin quante partite ha in Serie A? Molta più esperienza, no? In questo caso, quindi è chiaro, non era proprio il momento per Alessio Zerbin, però è stato comunque bravo, Luciano Spalletti. Poi a un certo punto cosa Gli fa? dà fiducia, ma tu ti formi Lo ha anche arretrato così, un attimino, almeno dal punto di vista difensivo, poi non l'ha più lasciato solo contro Teo Hernandez, ma è stato Di Lorenzo a incaricarsi soprattutto di Teo quando spingeva, e lì le cose poi sono andate meglio per Alessio, che aveva quella frazione di secondo in più anche per ha dimostrato nella anche carattere, perché comunque per poco non fa pure il terzo gol Zerbin, arrivato lì non gliene è fregato di niente, pronti via, un bel tiro forte, seppur lì poi Magnan ha parato. Ma i giocatori crescono così, cioè se Zerbin è forte, è un talento, non è che poi gli fai fare una stagione, un anno, e dici vabbè lo metto gli ultimi 10 minuti con Lecce, al Maradona, lo metto, va, facciamo 20 minuti con lo Spezia, eccetera. Sei forte, la società punta su di te, entra col Liverpool, entra col Milan quando dobbiamo risolvere i risultati. Cioè è anche così che formi il carattere e la tempra a un calciatore. Il calciatore non lo formi solamente tatticamente o tecnicamente, gli dai insegnamenti, anche... ma mentalmente deve essere formato un giocatore giovane che ha la sua prima esperienza reale in Serie A dopo aver fatto molto bene in Serie B, e per me Spalletti lo sta gestendo non bene, benissimo Alessio Zerbin. Mi auguro che lo possa fare anche con Gaetano, che è un altro che io reputo un giocatore forte, o meglio con un futuro importante davanti a sé. Poi ci sarà tempo anche per vedere Sirigu, per vedere Ostigard, per vedere ancora meglio Mattias Oliveira, quindi è lunga la stagione, ci sono 3 competizioni, mi auguro che il Napoli le possa portare avanti tutte e 3 nello stesso modo in cui le sta portando avanti adesso, e quindi non inizierei a fare un discorso ma questo sta giocando poco, ma questo sta giocando... Adesso sono passate 7 partite e 2 di Champions, 9 partite. Il Napoli ha fatto 6 punti in campionato, 6 punti in Champions, 17 punti in campionato. No, non troviamo problematiche o polemiche dove non ci sono in questo momento. Andiamo di nuovo in collegamento, c'è il nostro Marco Lombardi, eccoci. Ciao Marco, buongiorno. Ciao Vincenzo, ciao Riccardo, e Ciao, buongiorno Marco. a tutti i nostri telespettatori. Marco, ovviamente ti conoscono i nostri telespettatori, sanno quale professionista tu sia, ti fanno ovviamente i complimenti, ti hanno mandato anche messaggi di vicinanza. Abbiamo chiaramente visto l'evento, la successione di eventi che ti ha visto protagonista, ne sei uscito benissimo, con grande aplomb, con grande professionalità, deontologicamente parlando sia Falco che Lucarelli ti hanno detto perfetto. Però ti abbiamo telefonato per farci raccontare anche quello che non hanno mostrato le telecamere. Emanuele Bernardo questa mattina ci diceva: guardate che non è stato solo il gesto di quel pazzo, tra virgolette, dell'aggressore, è stato un susseguirsi di episodi che chiaramente vanno assolutamente contro quello che era il lavoro di Marco e di Emanuele in quel momento. Assolutamente sì, innanzitutto saluto e ringrazio anche il preziosissimo Emanuele Bernardo, che era con me, il mio compagno di avventura e sventura in quel di Milano, e devo dire che sì, il suo spoiler nei vostri confronti è stato giusto, perché non si è visto il 10% di quello che è successo in realtà in TV, perché quel tizio, quell'energumeno, così come l'abbiamo definito, più volte diciamo, si è messo contro di noi, perché non solo in quelle volte in cui passava davanti alla telecamera, ma spesso in quei 5 minuti ha continuato a darci contro, e ho rivisto il video varie volte e tanti dei suoi insulti non si sono sentiti, anche perché io poi, sempre perché volevo portare avanti la trasmissione e volevo far finta di nulla e cercare che da casa non si capisse cosa stesse accadendo, tenevo il microfono più stretto a me possibile per evitare appunto di dare spazio poi a questa persona, perché vi racconto di fatto praticamente questo tizio è arrivato nei pressi della nostra postazione, che era una postazione mobile, però comunque stavamo gravitando nei pressi dell'uscita del settore ospiti, quindi comunque con tifosi del Napoli che uscivano e erano lì con noi ormai da tempo. Si avvicina a noi con il panino in mano, io gli chiedo: che stai mangiando del panino? Sei un tifoso del Napoli? Come faccio col sorriso con tutti i tifosi.
E da qui è partito, diciamo, il suo attacco nei nostri confronti. Io appena ho sentito poi il suo amico che ha detto no, no, lui non è tifoso del Napoli, andiamocene, lo diceva al suo amico, il tizio è rimasto lì, continuando a voler attaccare Briga. Io ho capito questo, ho detto ok, Manuele, spostiamoci un attimo. Sono andato dal il ragazzo adolescente tifoso del Milan che era lì, poverino anche lui, che non si aspettava tutto ciò, era lì appunto in attesa di essere intervistato da me. Ho iniziato a parlare con lui e lì appunto la situazione è iniziata a degenerare, ha continuato con i suoi insulti e fino poi ad arrivare a quel terrone di M puntini puntini che ha poi fatto un po' cadere, ha fatto un po' da ultima goccia che ha fatto rabboccare il vaso, perché da lì poi è venuto faccia a faccia e petto a petto nei miei confronti. Voi mi conoscete, non sono proprio piccolino, quindi Coraggioso lui, ci vuole anche coraggio. E ovviamente, battute a parte, comunque mi è venuto addosso e da lì poi ho detto ok, Emanuele, tra l'altro chiamavo Emanuele come se fosse una sorta di diversivo per cercare di un po' di prendere tempo e capire cosa fare. Allora ho detto ok, usiamo la carta delle forze dell'ordine che ovviamente dovevano intervenire se si fosse andato un passo oltre a quello che stava combinando quel tizio. Ho detto ok, allora andiamo dalla polizia, Emanuele, vieni con me, al nostro Emanuele Bernardo. Appena ho detto questo, per fortuna l'amico, che era un po' più lucido del tizio in questione, l'ha preso per la maglia di fatto e l'ha portato via, capendo che la situazione poteva diventare diciamo dannosa per loro. E tra l'altro magari poi sarà anche dannosa, perché non finisce qui sicuramente. Questa cosa non passerà impunita. E fai benissimo a sottolinearlo, anzi, fortunatamente già noi, le forze dell'ordine, si stanno adoperando affinché questo soggetto possa essere punito come merita. Io ti leggo anche un messaggio, Marco, di Domenico Savarese, che dice: ciao Marco, alcuni napoletani hanno poi aggredito quel milanista dopo aver saputo dell'accaduto. Questo però non l'avete scritto. C'è stata un'aggressione ai danni di questo, tra l'altro, questo un tifoso troll, milanista. dai. Noi abbiamo le linee aperte. Se vuoi intervenire e raccontarci anche la tua versione dei fatti, noi siamo qua, perché ovviamente noi non nascondiamo nulla nella maniera più assoluta, ma Ma è un figuriamoci. troll. Ma certamente contro. Ah, Però sì, io lo assolutamente leggo, un io lo troll. devo leggere, perché altrimenti qualcuno pensa, però non l'hanno letto, non l'hanno detto. Marco, ci puoi dire se questo simpatico milanista è stato aggredito da tifosi napoletani lì fuori San Siro? Grazie. Assolutamente no, non è stato Ah, aggredito, ok. si è semplicemente dileguato nella nebbia Esatto. di San Siro di quell'ora. Coglione qualsiasi, Ecco, questo, che appunto. non sarà nemmeno il suo nome, che semplicemente per farsi leggere, ecco appunto, per avere un Però po' di noi mettiamo, ma, notorietà, ma io te lo scrive un ripeto, messaggio io del lo genere. leggo perché abbiamo Marco, abbiamo Emanuele, perché altrimenti qualcuno può anche cascare No, ragazzi, nel non ci trollaggio, cascate, e non noi, ci visto che cascate. non vogliamo che la gente ci caschi, l'abbiamo messa assolutamente così. Marco, Bravo io Ricky. ti faccio innanzitutto nuovamente i complimenti a te, Emanuele, per come avete gestito la situazione. Anche perché poi io ho seguito la tua diretta, ero qua in studio. Già. Fino a quel momento tu stesso, tra l'altro, avevi raccontato comunque di un clima, non dico festante per quanto riguarda i tifosi del Milan, che comunque l'avevano perso, però hai intervistato, sai, tante coppie, tanti tifosi del Milan che comunque hanno ammesso la sportività. Tu, parlando con loro, hai detto: io devo dire la verità, il Milan nel primo tempo ha dominato la partita, il Napoli poi nel secondo l'ha cambiata, quindi diciamo così, a parte i cori poi sul Vesuvio, su Politano, Vabbè. eccetera, eccetera, che quello purtroppo continuiamo a portarci dietro anche quello. Cioè, questo bello e buono è arrivato e quasi dal nulla è sboccato, cioè è uscito dalla nebbia di San Siro per poi rientrare nella nebbia di San Siro, che fino a quel momento era stato comunque una serata, come ci raccontavi tu, abbastanza normale, mettiamola così. Poi ci sta ogni tanto quello che viene in diretta e dice: No, però se non sbaglio, avete rubato, al vorrei fare una domanda dopo a ritorno Marco. ve lo mettiamo a quel servizio, diciamo, la parola un po' più Però spinta, sì. diciamo Però, sempre in ottica sportiva da campo, mettiamola diciamo. così. Quindi ci Nessuno che sta, ti tra impedisse virgolette. o ti forzasse a non fare il tuo lavoro.
Esattamente, quindi confermo. Vincenzo, sì, volevi dirmi Sì, una Marco, cosa? volevo farti una domanda perché in realtà, se non vado errato, lì a San Siro, dove insomma eri presente, qualche coro becero c'è stato sempre. Ha voglia. Volevo ci raccontassi anche questo aspetto, oltre chiaramente a quanto poi è accaduto in campo, perché hai brillantemente poi fatto il report anche per quanto riguarda Calcio Napoli 24 e Calcio Napoli 24 TV. Sì, assolutamente sì. Allora io farei una distinzione perché va detto e va sottolineato, e l'abbiamo sottolineato sul sito durante la live reaction, che la curva sud ha intonato i purtroppo soliti cori contro Napoli sul Vesuvio con anche diciamo, dei cori specifici contro Politano che sono stati vergognosi, alcuni proprio davvero ai limiti del penale, credo, perché incitare all'uccisione di una persona non penso sia normale. Quindi questo va stigmatizzato ed erano i cori della curva sud, quindi degli ultras che sappiamo essere comunque diciamo, la tifoseria più estrema. Il resto dello stadio, come diceva giustamente Riccardo e come abbiamo detto, io l'ho detto almeno 4 volte in diretta che durante la gara c'è stato un clima bellissimo in tribuna e negli altri settori con tifosi del Napoli che hanno tranquillamente visto la partita con la maglia azzurra addosso. C'era proprio sotto alla mia postazione, ho mostrato anche le immagini in diretta, un tifoso sui 50-60 anni con la maglia di Gianluca Grava, col numero 2, bellissima, del 2009 se non erro, insieme a tifosi con la maglia di Giroud, di Tonali, che a braccetto guardavano la partita e chi esultava al gol di Politano, chi esultava al gol di Giroud, senza alcun problema. All'esterno dello stadio, appena finita la partita, nonostante la delusione dei tifosi rossoneri, tutti hanno espresso il loro parere in maniera sportiva, chi in maniera più colorata, chi meno, ma nessuno si era sognato di fare quello che poi ha fatto quel tizio che ovviamente credo che fosse lì proprio appositamente per, ecco appunto il tifoso con la maglia di Grava Sì. vicino ai tifosi milanisti. Questo penso sia proprio l'emblema di tutto e di quello che dovrebbe essere sempre in ogni partita, in ogni stadio, che tra l'altro è anche un po' una risposta a quello che si è visto a Firenze con il piccolo Antoine e la sua maglia al rovescio. Per quanto riguarda il match, hai avuto anche tu la sensazione dopo il gol del Napoli, quando il Milan ha aumentato il forcing, che comunque tutto sommato il Napoli fosse in controllo? La mia lettura in quel momento è stata, ragazzi, adesso sarà 10 minuti di pressing Milan. Se il Napoli non prende, dopo l'1-0 questo, se il Napoli non prende gol, poi dopo sta a posto, si afflosceranno. Purtroppo hanno segnato dopo 7-8 minuti in quel forcing, però ho avuto comunque la sensazione che il Napoli non si fosse mai scomposto. Anzi, quello che dicevano i giornalisti, ma anche i tifosi, diciamo, vicini ai rossoneri, era che a quel punto l'inerzia stesse cambiando a favore della squadra di Pioli. Io questa sensazione da casa non l'ho avuta. La tua lettura dallo stadio qual è stata? Assolutamente sono concorde con te, anzi qualche anno fa probabilmente il Napoli magari sarebbe stato anche asfaltato dopo quel gol di Giroud che a chiunque avrebbe tagliato le gambe. Invece dopo qualche minuto giusto di scoramento e di un po' di brainstorming generale, devo dire che la squadra di Spalletti, anzi di Domenichini in quel caso, ha subito ripreso le redini del match e ha poi portato a casa i 3 punti in maniera brillante. È stato decisivo ovviamente il cambio di Simeone, questo è un ulteriore indizio di come la profondità della rosa azzurra quest'anno sia davvero uno dei punti di forza della squadra di Spalletti, che con Osimhen fuori, con un Raspadori che diciamo all'inizio della gara ha trovato difficoltà e poi è stato sostituito, ha visto un Simeone davvero sugli scudi, possiamo dire così, perché quel movimento lo fanno solo i grandissimi bomber. A me ha ricordato Luis Suarez in quel movimento di entrare, uscire dall'area e poi quel colpo di testa un po' sbilenco, mi ha ricordato proprio il giocatore uruguaiano. Magari Simeone ripercorresse le orme dell'ex Barcellona e Liverpool, direi che comunque è a un ottimo punto sia lui che Raspadori, appunto stanno facendo benissimo e ripeto, ci tengo a sottolineare il fatto che la profondità
della rosa del Napoli quest'anno possa essere davvero quei 5 centesimi che mancano per fare l'euro, famosi, che al Napoli sono sempre mancati. E allora Marco, ti volevo ringraziare e farti ancora chiaramente i complimenti. A presto risentirci, buon lavoro. Sei un gigante, amico mio. Grazie mille Vincenzo, grazie mille Riccardo e un saluto a voi e ai nostri telespettatori. Grazie a Marco Lombardi. Leggiamo qualche messaggio, poi chiaramente andremo di nuovo al telefono. Ma perché lo vogliamo sempre ringraziare? Se l'è vista brutta pure lui. Ma non è vero, era lui che provocava. Io lo conosco, Emanuele Bernardo. Emanuele Bernardo gli lancia le mollichine di pane a Lombardi mentre sta in diretta. Esatto, vedi, fa così e gli lancia le mollichine per disturbare. Quando non arrivano i tifosi avversari a disturbare Marco, c'è Emanuele Bernardo che gli lancia le pietruzze. Lasciamo stare. Non lo conosci? No, lo conosco invece. Io, a parte il fatto che non andrei mai a far questioni con Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo, poi se proprio non costretto. Però allora, Marco Lombardi io me lo immagino. No, lascia stare Emanuele. Ma Emanuele cos'è che ti impaurisce del nostro Emanuele Bernardo? Tutto. Il taglio di capelli, lo sguardo minaccioso. Non rischiare, lascia stare. Fidati di me. Lascialo stare. Chiamalo con lei, dagli del lei. Ma io non la voglio proprio chiamare, è pericolosissimo. Non la voglio proprio interpellare a quella. Senti, alle 13 parla Raspadori, alle 13:30, perdono, 13:30 parla Raspadori da Coverciano, quindi sarà in conferenza stampa. Giacomo possiamo Raspadori. provare a trasmettere qualche passaggio dalla conferenza stampa di Giacomo Raspadori. Dobbiamo però poi trovare un po' di spazio nella scaletta. Facciamo una cosa allora, Emanuele, andiamo belli rapidi, così esauriamo tutti i nostri contributi e poi vediamo di incontrare qualche spazio anche per la conferenza di Giacomo Raspadori. È uno dei protagonisti di Casa Napoli, è uno dei protagonisti chiaramente della nazionale italiana. Hai visto le convocazioni? Come no? Le vogliamo vedere un po' assieme. Vediamole assieme, dai, in maniera così. Mi fanno un po'... Sì, siamo belli siamo un po' ai piedi di Pilato, o siamo sbaglio? Inguaiati proprio. Tu hai detto che siamo inguaiati. Io ho detto, ma tra l'altro ha detto pure Mancini, davanti abbiamo qualche problema. Fa piacere, vedi. Eccoli qua. Sì. Ragazzi, ma non è che lo scopriamo adesso, non vai per 2 anni di fila ai mondiali, ok la parentesi europeo, non è che... Ragazzi, quest'Italia non ha ricambi. Cioè, parliamoci chiaramente, quest'Italia la deve generare la prossima, tra virgolette, generazione di talenti. Ci sono tanti buoni giocatori, questo sì. Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, tra i portieri, quindi escluso Perin. Sì. In difesa non c'è Udogi, Spinazzola pure non c'è, Calabria. Ci sono tra i giovani, chi c'è? Nessuno è giovanissimo. Chi c'è? C'è Di Gatti, Marco, Di c'è Lorenzo, Gatti che è giovanissimo. Hai esordito Gatti con la Juve oppure ancora no? Se non sbaglio ha fatto qualche minuto. Se non sbaglio ha fatto qualche minuto. Di Marco sì, Bastoni, però... Ancora con Toloi siamo, con Luis Felipe ancora. Capito. Mazzocchi meritatissima. Mazzocchi meritatissima. Emerson Palmieri sì. Centrocampo, forse... Parisi magari si poteva chiamare, dai. Sì, ma sono con l'Under però in questo caso, sono con l'Under 21. Miretti al centrocampo escluso, pure questa non tanto mi è piaciuta perché allora a questo 21. punto... Poi vabbè, Pobega c'è, Tonali abitué, sì, Frattesi Pobega, per esempio, Pobega è un ottimo giocatore, ma è la riserva della riserva col Milan, Pobega. Cioè, ma io capisco di voler creare i blocchi, il blocco Milan, il blocco Juve, il blocco... ma se non giocano, ma scusate, ma che li convocate a fare? Gli attaccanti sono quelli più... che ti lasciano un po' attonito, lo sai? Mamma mia. Cancellieri Lazio, Gnonto-Liz, Grifo Friburgo. Poi Immobile, ma Grifo, per carità, ha fatto anche un assist ultimamente tra l'altro con l'Inter. Tra un po' andiamo anche al telefono. Ma lo stesso Gnonto, cioè noi adesso stiamo dando praticamente le chiavi del futuro nazionale a un ragazzo che per carità ha delle qualità, forte, bravo, ma ragazzi non è il salvatore della patria Gnonto. Cioè fino a quest'estate io neanche lo conoscevo. E quindi non dobbiamo andare a trovare per forza gli sconosciuti, quelli che possono essere i futuri campioni. Per carità, Mancini fa bene, perché secondo me Mancini dimostra con queste convocazioni di dire: signori, io questi ho, con questi posso andare avanti, altro non posso fare. Lo cambiamo un pochino il movimento,
lo cambiamo un pochino dalle basi e dai settori giovanili. Quindi io non do assolutamente colpe a Roberto Mancini, quelli già e quelli convoca. Però ragazzi, dai. Raffaele Rigitano, buon pomeriggio. Pomeriggio, ascoltavo Siamo entrati con molta in un attenzione. vulnus, avvocato, siamo entrati in un vulnus senza fine per la nostra nazionale. Dicevo che ascoltavo con tanta attenzione il vostro quanto dicevate, perché condivido assolutamente tutto, nel senso che effettivamente la nostra problematica è la vetrina e vediamo una nazionale mediocre, ma evidentemente non ci sono. Se consideriamo che Cancellieri adesso è un ottimo calciatore, ma anche 10 anni fa per poter arrivare in nazionale non ti bastavano 2 partite o 5 partite nella Lazio o in altre squadre comunque anche di primi in classifica, cioè dovevi veramente sudarti e dimostrare di meritare la nazionale. Adesso invece c'è la possibilità per Gnonto, per Cancellieri, per tanti calciatori di mettersi in mostra, ma anche mentalmente c'è il rischio di avere una sorta di appagamento per determinate generazioni. È vero che bisogna cambiare il movimento, bisogna avere anche il coraggio per le squadre, per i club, di non considerare i ragazzi diciottenni giovani, ma se il ragazzo diciottenne è bravo, non bisogna diciamo, mettere accanto al nome l'età. Il calciatore bravo a 17, a 18 anni, a 19 anni perché ha delle qualità. Non dobbiamo ascrivere a giovane un calciatore, quindi tra virgolette è un calciatore che potrebbe anche non essere forte solo perché è giovane, assolutamente no. I parametri di valutazione devono essere un giocatore bravo e un giocatore non bravo. Quindi ci devono essere squadre capaci di mettere tra i titolari anche ragazzi che meritano il campo e non metterli, diciamo, in panchina solo perché hanno 17 o 18 anni. Sì, Raffaele, ovviamente io concordo con te, no? Stavo leggendo anche l'ipotetico tridente, diciamo così, di questa nazionale. È vero, non siamo qualificati per i mondiali, purtroppo è la seconda edizione di fila. Mancini ha ovviamente anche le sue colpe gestionali, mettiamole così, però come dicevo prima, io in questo momento paradossalmente l'esclusione dai mondiali non è il rischio più grande, non è il pericolo più grande che corre e ha corso questa nazionale. Cioè io sono più preoccupato per quello che saranno i prossimi step. Sarò magari pessimista, in generale nella vita non lo sono, però io non vedo gran futuro in questo momento davanti, né tantomeno la voglia di cambiare, di invertire il trend di questa nazionale. Se pensiamo, e lo facevi tu brillantemente poco fa, sottolineando, in passato, neanche tanto dietro, se si va di 15, massimo 20 anni dietro, c'erano giocatori, addirittura capocannonieri in Serie A, che non venivano convocati in nazionale. Cioè, vedi Hübner, per esempio, ha vinto il titolo di capocannoniere in Serie A, non ha mai esordito in nazionale. Adesso bastano 2 partite perché come se ci fosse, a Napoli si dice un po' il mariuolo in corpo, di non avere alternative, e quindi quella mezza scintilla che vedi in qualche giocatore che magari gioca 10 minuti in Serie A e ti può essere l'ancora di salvezza. Io questo lo vedo ancora più rischioso e mi preoccupa ancora di più della mancata partecipazione di 2 edizioni consecutive ai mondiali. Però Il pessimismo è legato, che condivido, è legato soprattutto al fatto che si è pensato ad andare avanti con una guida tecnica che ha le sue responsabilità, ma non tutte, e del resto non credo che altri avrebbero, diciamo, fatto meglio di Mancini per questo, diciamo, post europeo, ecco. Ma contestualmente non si è posto mano a riforme strutturali che possano immaginare dei miglioramenti nell'arco degli anni. La Germania post mondiale 2006
cambiò praticamente tutto ed è rinata come squadra, come federazione, ma anche nella fase precedente. E qui noi ci troviamo di fronte a delle carenze di carattere economico, alla difficoltà anche di creare delle strutture, vedi quanto ci vuole per poter immaginare di avere autorizzazione a costruire uno stadio nuovo, e poi lì gira tutto, perché se ci sono le condizioni economiche tu investi anche in un settore giovanile, lo fai crescere i ragazzi, perché anche quello costa al club. Ma al momento noi abbiamo pensato soltanto a poter andare avanti turandoci il naso, ma senza ad oggi nessuna riforma. Veniamo al Napoli. Siamo in un momento di grande euforia in città, sono certo, Raffaele, che la possa captare anche tu, dato non soltanto dai risultati, ma dalle prestazioni dietro questi risultati e da alcune sorprese che hanno caratterizzato questo avvio. Sei d'accordo con chi dice che è Alex Meret la sorpresa più bella di questi primi mesi? Sì, io direi lui insieme a Lobotka, perché penso che siano i due giocatori che rispetto a gestioni precedenti, chiaramente Meret rispetto alla gestione dell'anno scorso, sono diventati soprattutto il centrocampista, un calciatore di grande affidamento. Su Meret il Napoli ha investito tanto su Meret, ha rinnovato il contratto, anche quando si immaginava di poterlo cedere, ma comunque stiamo parlando di un calciatore sul quale la società aveva investito tanta fiducia e tanti anche quattrini. Ha avuto nella continuità la forza di poter dimostrare quelle che erano le sue qualità e che fino a 3 anni fa lo mettevano al livello di Donnarumma, quindi non stiamo forse riscoprendo delle qualità, ma perché abbiamo messo il ragazzo, o meglio il Napoli ha messo il ragazzo nelle condizioni di potersi palesare, e vi sottolineo la tranquillità anche nel viso, nei gesti, nei comportamenti di Meret nella partita di domenica. È un ragazzo che ha comunque anche una struttura caratteriale forte sulla quale il Napoli può fare affidamento. Sì, Raffaele, ti chiedo l'ultima prima di salutarti, perché ovviamente siamo arrivati alla prima sosta per quanto riguarda il campionato di Serie A. Ovviamente siamo ancora all'alba della stagione che sarà ancora più complicata vista la presenza dei mondiali. Si parla tanto, Spalletti parte forte, poi in primavera cala. Tu sei del partito che questa seconda preparazione può incidere positivamente per il Napoli? Ovviamente mi riferisco a quella tra l'inizio dei mondiali e la ripresa del campionato, oppure in questo momento davvero si naviga tra virgolette un pochino alla cieca perché non si può capire quello che succederà, essendo un unicum questi mondiali invernali e quelle che sono le conseguenze che potranno portare? Beh, il Napoli ha un vantaggio, se non vado errato e potete aiutarmi voi, di non avere tanti calciatori Ne ha mondiali. 5 o 6. Sì. Il che significa che su una rosa di 25 calciatori hai la possibilità di gestire tranquillamente quello che l'altro campionato, oserei definire, perché è un altro campionato quello che inizia da gennaio. Sul fatto della partenza veloce di Spalletti concordiamo un po' tutti, anche se quest'anno il Napoli credo abbia 4 punti in meno rispetto allo scorso anno dopo 7 giornate. Però credo che ci sia un elemento importante, che è una squadra che è stata totalmente rinnovata, soprattutto in determinati ruoli fondamentali, e nonostante tutto mantiene comunque una costruzione di gioco che fa vedere quella che è la mano dell'allenatore, che quindi porterà certamente ad avere anche una stabilità in classifica per quel che riguarda il primo campionato, ecco, fino a novembre, e poi la fase successiva. È evidente che nessuno di noi sa come ci potranno approcciare le squadre da gennaio in poi, perché ci saranno tante problematiche.
però logicamente il Napoli in questo senso ha un vantaggio non indifferente. Staremo a vedere nel frattempo. Grazie mille all'avvocato Raffaele Rigitano. Grazie Raffaele, a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie mille a Raffaele Rigitano. Attendo a questo punto lumi dal nostro Emanuele Bernardo, perché c'è da un lato Raspadori che tra un po' dovrebbe cominciare a parlare, però al tempo stesso potrebbe esserci anche già pronto il nostro prossimo ospite in collegamento. Non c'è ancora, quindi attendiamo leggendo. Abbiamo perso Filippo e il Panaro, così poi, come si suol dire, non c'è l'uno e non c'è sì, l'altro. Perché poi andando a mettere entrambi in stand-by dobbiamo capire poi con quale procedere prima. Io direi appena insomma abbiamo lumi dal nostro ospite, chiaramente Emanuele, dimmi di più, nel caso procediamo poi anche con quella che è la conferenza di Giacomo Raspadori, uno dei protagonisti di questo avvio di stagione per quanto riguarda il Napoli, e che si sta complementando, non è in italiano complementando, però si sta completando, questo sì, con Giovanni Simeone nella sostituzione di Victor Osimhen. Per esempio, tu Riccardo che compri Osimhen al Fantacalcio, non l'ho preso, metti caso, okay, non l'ho preso. Emanuele Bernardo che compro Osimhen al Fantacalcio, può permettersi di comprare solo Osimhen senza prendere almeno uno tra Raspadori e Simeone a completamento? No, saresti un folle. E io è quello che ho fatto. Ma a te piace il brivido? No, a me piace fare fesserie proprio, mi piace, mi diverto. Sì, no, io non l'avrei fatto, ma per un semplice motivo. È ovvio che Banda al posto di uno. Vedi, Banda ci sta. Tra l'altro, a parte i scherzi, è un bel giocatorino questo Banda. Però. No, Osimhen resta l'attaccante titolare di questo Napoli e quando c'è gioca lui. Il problema di Osimhen qual è? Sono le cartelle cliniche, che praticamente questo è il terzo anno, ne ha saltate già 37 di partite con il Napoli. Praticamente una stagione non l'ha giocata Osimhen. E quindi se hai questi precedenti, non sempre muscolari, la maggior parte traumatici, ma proprio per la voglia che ci mette il calciatore, che davvero non si risparmia mai e dovrebbe invece arrivare a miti consigli, mettiamola così, qualche volta, è sempre, diciamo così, un rischio, perché c'è la possibilità che Osimhen qualche partita la salti, cioè ne gioca 10, poi ne fa 3 ai box, poi ne gioca altre 2, poi una ricaduta. E non è costante dal punto di vista fisico, seppur questo credo a memoria sia il primo infortunio muscolare di Osimhen, il primo forse il secondo. Però resta un rischio per la sua storicità, e quindi io, se avessi preso Osimhen, avrei provato a prendere Simeone ovviamente al posto suo, o quantomeno Raspadori, insomma uno dei due. Poi dipende da chi fa il fantacalcio, perché c'è la gente che è cazzimma e ti rialza tutti. Tutti rilanciato sia su Simeone che il su fantacalcio con Emanuele Bernardo pure tu? No, lì sarebbero soldi persi, insomma, tra te, Emanuele Bernardo, Claudio Russo. Ma guarda, a me quest'anno già soldi Emanuele, io tanto non pago, ma a parte quello, poi Emanuele quest'anno non si può proprio lamentare dell'asta di fantacalcio e del supporto che uno gli dà. Ok. Osimhen è di cristallo. È vero? Allora, ragazzi, se fossero tutti infortuni muscolari ti direi sì, è di cristallo. La maggior parte degli infortuni sono traumatici, più il Covid. Quindi è spericolato, non è di cristallo. Sì, perciò ti ho detto, dovrebbe capire un attimo quando tirare il freno a mano, però non fa parte del suo essere. È quello che lo rende anche fastidioso, per le difese. Per gli avversari. Quindi è un rischio. Così come hai rischiato quest'estate sostituendo Insigne con Kvaratskhelia e Kim e Koulibaly con Kim, lo stesso rischio te lo assume avendo Osimhen. Quindi salutiamo il vincitore del fantacalcio, Claudio Russo. Intanto l'ha vinta l'ultima il nostro Claudio Russo? Lo vedo che fa gesti amorevoli nei tuoi confronti. L'ha vinta. No, io l'ho persa, quindi persissima l'ultima, però vabbè. È andata 3-0, però senza subire gol dall'altra. È andata maluccio. Caro Emanuele, allora ti dico, il prossimo collegamento, se non riusciamo a farlo in video, andiamo tranquillamente in telefonica semplice. Anzi no. Prima di avviare la telefonica semplice, mostriamo il video incriminato, o meglio, quello che ci ha fatto sorridere e che ci ha reso ancora una volta orgogliosi di essere tifosi del Napoli. L'hai visto tu?
No, in metro. Ah, In metro. sì. Ci sono dei tifosi, chiamiamoli così, a volergli fare un complimento, che intonano dei cori anti-Napoli. C'è un signore che ha preso il cellulare e ha fatto un video e gli ha detto: mi dispiace per voi che non siete napoletani, però non tutti possono avere questa fortuna. È meglio per noi. Bravi anche loro a quel punto a capire di aver fatto, diciamo, non una bellissima figura, però a scherzarci su. Ah, vedi? Però a scherzarci su. E questo vuol dire avere un po' di sale in zucca. Avere un po' di sale in zucca, e vedi quando il calcio poi può avere degli effetti benefici anche su chi sembra non avere speranza. Sarebbe così facile invece. Lo possiamo mostrare, Sì, Emanuele, dai, fai questo vedere il video? Non ancora. Allora, lo vado a beccare io. Lo vado a beccare io su YouTube. Poi sai, la genialità napoletana, vedi, lo commentavo pure durante la diretta l'altra volta, con i tifosi del Napoli che ormai cantano Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta, e Vesuvio lavaci col fuoco, vedi, le risposte queste geniali dei napoletani. Poi io sui social mi diverto anche a leggere questi sfottò che giustamente invocano l'eruzione del Vesuvio, ma non hanno capito che ormai ci sono più napoletani fuori Napoli e dalle parti del nord che a Napoli stessa, quindi non è che lo risolve il problema. Vedi, io credo che alla fine anche la battuta, anche il sorriso denoti intelligenza. Perché tu provi, e questa fa parte dell'indole napoletana, più in generale del sud, provi a stemperare quello che è l'arroganza di qualcuno che ti viene a offendere. Come la stemperi? Con una battuta, lo spiazzi. Che di fatto lo spiazzi. Io non sto dicendo che se uno cerca di aggredirti gli fai la battuta o gli fai il solletico. No, lì è normale che tu debba reagire. Però vedi, anche la reazione dei tifosi del Milan, in questo caso, che avevano fatto il coro contro i napoletani e che poi hanno reagito anche loro con una risata, denota che molte volte lo sfottò, tra virgolette, seppur pesante, non è fatto al fine di ferire, di mortificare, cioè è diventato quasi una consuetudine, un uso, un costume pessimo, vergognoso, che però può essere smontato con molta facilità se hai un minimo di sale in zucca. Il problema qual è? Che non tutti hanno il minimo di sale in zucca. Siamo pronti però con il collegamento, allora andiamo a dare il buongiorno all'ingegner Guglielmo Caruso. Buongiorno ingegnere, come sta? Allora, vedo... Che cos'è, un cantiere? Eccoci qua, ci siamo. Buongiorno ingegnere. Io non so se voi mi vedete perché io non sono pratico di queste cose. La vediamo e la sentiamo. Perfetto, allora l'importante è che io senta, non riesco a vedere voi perché ho la camera all'inverso, però buongiorno il genio che ha deciso di apostrofare correttamente quei tifosi del Milan finalmente ha un volto. Ci racconti poi quello che è successo dopo, perché nella nostra immaginazione quei tifosi, quei ragazzi hanno capito l'errore e insomma con una risata hanno anche abbozzato. Allora, questa è la cosa più interessante e intelligente per me, affrontare il dopo, perché certamente io ho avuto la fortuna di farlo... Ingegnere, posso chiedere solo una cosa? Sì. Se può reggere il cellulare, magari un po' più verso l'alto e togliendo la mano, perfetto. Procediamo. Va bene così? Va bene così? Perfetto. Allora, dicevo, io sono stato fortunato perché ho incontrato un gruppo di tifosi i quali scimmiottavano queste cose offensive, però poi alla fine intelligentemente sono stati zitti e non hanno reagito. Mi è andata bene perché altrimenti avrei avuto dei seri problemi. Quello che mi sono chiesto dopo, perché poi entrato nello stadio di San Siro, pochi minuti prima della partita, c'era tutto lo stadio che ripeteva questo maledetto noi non siamo napoletani, e mi sono chiesto se quei 6 o 7 della metro come si erano poi sentiti in quel momento, hanno dimenticato tutti, hanno ripartecipato, eccetera, eccetera. Allora, il discorso è molto più ampio e quindi mi fa molto piacere partecipare a questa discussione con voi, perché io che ho una certa età ma una grossa esperienza e credo di avere una certa cultura maturata in anni di aver lavorato all'estero, ho partecipato a tutte le trasferte del Napoli con i miei amici Carezza, Coppa, i fratelli Gentile, Del Grosso. Siamo un gruppo che vanno sempre in trasferta con Napoli, soprattutto all'estero. Quindi
ho accumulato nel corso di tutti questi anni abbastanza esperienza per capire e per pormi io se è giusto che noi tifiamo contro, perché la nostra cultura italiana è tifare contro piuttosto che tifare per. E noi è spietato questo fatto, e quindi questo fatto di tifare contro ti porta poi a offendere, a essere offensivo, richiamano le mamme, tutto quello che c'è dietro a queste cose. Si odiano le città piuttosto che fare un tifo. Io dico tifiamo contro, ma tifiamo contro fischiando, facendo dei sberleffi, facendo un tifo o delle battute che possono anche estemperare e alleggerire le tensioni, se no altrimenti tifare contro si va sull'odio, sulla violenza, e questo non sta bene. Riccardo, No, io non posso fare altro che applaudire alle iniziative e anche alle parole dell'ingegner Caruso. Io sono d'accordissimo. Purtroppo abbiamo affrontato il tema e continuiamo a ripeterlo. Però, è un tema che tocca... No, che tocca il calcio, ma che io non considero inerente al calcio, è un tema molto più vasto. È la nostra cultura nazionale quella di tifare contro. Le assicuro che all'estero il tifo è molto più compatto, non è così esasperato, è così. Però io credo che anche voi a San Siro avete subito qualche cosa di violenza, no? Se ho capito, se ho letto bene. Purtroppo sì, il nostro inviato ha subito delle violenze sia fisiche che verbali. Sì. Era un vostro cronista. E allora dico, non ci dobbiamo fermare davanti alla denuncia e poi di messaggio, tutto questo esplosione virale, ma che fine a se stesso. Facciamo qualche cosa, se tutti quanti siamo d'accordo. Io dico, ma perché voi, la butto così, poi mi farebbe tanto piacere avere la possibilità in futuro di discutere con voi su questi argomenti. Però una partecipazione di tutte queste, di questi canali regionali. Fate un congresso insieme con con quella romana, con quella di Torino, con quella di Milano, e fate passare il messaggio che è giusto tifare anche contro, ma lo dobbiamo fare in modo civile, in modo urbano, in modo non violento. Perché poi i veri violenti sono i delinquenti, e questi fortunatamente sono una minoritaria, quindi noi dobbiamo agire nell'isolarli piuttosto che farsi scimmiottare, perché ripeto, i 6 che hanno facevano quel coro l'avevano cominciato nella stazione quando aspettavamo insieme il treno, e poi l'hanno continuato ai 3. Quei 6 si vedeva che erano gente bravi ragazzi che scimmiottavano soltanto perché vissuti e acculturati in questo clima di tifo violento. Tutto chiaro, grazie mille Guglielmo per essere stato oggi qui con noi. Assolutamente, grazie a voi, arrivederci e forza Napoli. Sempre buona giornata all'ingegner Guglielmo Caruso. Vedi, si può combattere stigmatizzando, si può combattere con l'ironia, l'importante è far sì che tali episodi non vadano più a ripetersi. Però, ha detto una cosa giusta. Bisognerebbe farsi forza insieme, cioè vedi determinate realtà. Facciamolo vedere questo video, facciamolo vedere così chi non l'ha visto può avere, diciamo, contezza di ciò che è accaduto. Vai Emanuele. Noi non siamo napoletani! Che peccato! Che peccato ragazzi, non fa niente, ognuno nasce con un problema. Bravo all'ingegner Guglielmo Caruso. Stanno andando avanti anche le indagini per quel che riguarda l'aggressione vile al nostro Marco Lombardi. Nel corso dei prossimi minuti potremo darvi anche ulteriori specifiche. Sappiate, ve lo diciamo ancora una volta, che finché la giustizia non farà il suo corso noi non ci fermeremo. Semplicemente questo ve lo volevamo ricordare, e ricordare a tutti coloro i quali credono che con aggressioni, con la violenza possano andare a migliorare le cose. Anzi, il nostro obiettivo è estirpare comportamenti del genere da quello che è un mondo che ci piace, da quello che è il mondo del calcio. Però qui non parliamo solo di calcio, giusto Riccardo? Da che vuoi parlare?
Proprio tu me lo chiedi? Proprio tu me lo chiedi? Non lo so, non c'ho scaletta, quindi non so cosa c'è del dopo. basket. Pensavo Raspadori, invece ancora non è iniziato. No, purtroppo non è ancora iniziata Raspadori, quindi a questo punto andiamo ad esaurire anche quelli che sono i contributi che avevamo già preparato. Perché è arrivata c'è la presentazione, no? Attenzione, ci stanno arrivando degli aggiornamenti live. Io vado avanti così anche leggendo i vostri messaggi. Riccardo Catapano è incaricato di ascoltare in cuffia quello che ci dice il nostro direttore. Cosa ti sta dicendo in cuffia? Non lo so. Io nel frattempo vado a leggere qualcuno dei vostri messaggi. Pensate quanto è bella, signori, la diretta, il bello della diretta cross mediale, in questo caso CN24 Live. Ringraziamo e salutiamo anche ovviamente il nostro Salvio Passante, che sta aggiornando live in cuffia. Ce l'hai l'aggiornamento live? Mi ha fornito il messaggio. Poteva mandarci un messaggio, signori. Poteva mandarci un messaggio, ma ha deciso di non farlo. Esatto. L'epoca si faceva, sai, col gobbo, queste cose qua, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo novità, abbiamo aggiornamenti per quello che dicevi tu poc'anzi, per quanto riguarda ovviamente l'aggressione vile subita dal nostro Marco Lombardi, e vi daremo aggiornamenti nel corso del filo diretto, a partire dalle 16:30, perché lì avremo l'ok da parte delle autorità competenti a darvi ulteriori informazioni. Vi possiamo però anticipare che stanno lavorando, siamo giunti quasi a un punto di svolta, chiamiamola così, e più tardi alle 16:30 vi forniremo ulteriori informazioni molto importanti affinché, tra virgolette, sia fatta giustizia, perché noi vogliamo questo, che sia fatta giustizia nei confronti del nostro Marco Lombardi ed Emanuele Bernardo, ma stiamo lavorando. Posso fare complimenti a Calcio Napoli 24? Arriviamo anche noi. Perché Calcio Napoli 24 aveva fatto benissimo il suo lavoro? Poi lo sveliamo. L'aveva fatto benissimo il suo lavoro. Poi chiaramente c'è il rispetto del lavoro da parte delle autorità e non deve mai mancare, e qui in questo caso nemmeno è mancato, però complimenti a Calcio Napoli 24 che aveva fatto giornalismo investigativo. Ecco, se servirà in futuro potete chiamarci, perché siamo stati rapidissimi. No, non io. La senti? Io Emanuele Bernardo, Emanuele è Bernardo. lui il nostro investigatore. È molto bravo. È lui il nostro investigatore che fa incroci, controlli sui social. Attenzione. No, però scherzi a parte, ragazzi, alle 16:30 vi potremo fornire delle novità che in realtà già ci sono arrivate, ma stiamo aspettando ovviamente l'ok da parte delle autorità competenti. Non possiamo farlo noi. Nel pomeriggio ci sarà questo ok, vi forniremo ulteriori dettagli. Non dico tutto è bene quel che finisce bene, perché io attendo sempre, però siamo già arrivati a un punto di svolta. Chiamiamolo così, chi vuol capire capisca. Siamo pronti con il contributo realizzato dal nostro Claudio Russo, è proprio lui, quindi lo andiamo a ringraziare anche stavolta. Ogni puntata Claudio Russo un ringraziamento se lo deve beccare, non c'è niente da fare. Si prende quelli che non facciamo Emanuele, vedi? Sentite in si è anche lamentato. Si è anche lamentato. Io là volevo arrivare. Sentiamo. Che è felicissimo ovviamente di salutarvi. Non altrettanto gli ho dato l'incombenza di presentare i giocatori, però voglio dire, una mano me la deve dare pur qualcuno, e quindi al coach la posso chiedere. Ovviamente, eccolo qui. Lo so Maurizio, ma c'è sempre una prima volta, ma questa è una volta che conta, voglio dire. Coach Maurizio Buscaglia, fategli un grande applauso, ha lavorato tutto l'anno, tutta la stagione. Buonasera a tutti, io ho capito perché lui mi diceva da 3 giorni c'è una cosa che devo dirti e non me la diceva. Non ce l'ho fatta, eri impegnato nel torneo di Trento. Sì, ma mi ha preso alla sprovvista. A te impossibile. Allora, buonasera a tutti, io ringrazio dal primo all'ultimo per questa meravigliosa location, che per noi è anche una cosa bellissima da vivere, per i giocatori anche. Torniamo da un viaggio, domani torniamo in palestra e iniziamo a preparare quello che c'è da preparare. Devo presentare i giocatori. Grazie. Prego Maurizio, ma figurati, è una gioia per me. Però volevo dire una cosa, ecco, i giocatori non arrivano perché prendono un aereo e atterrano, arrivano perché c'è un lavoro dietro di equip. Facciamo un velocissimo, proprio come fosse veramente una super frame, il fatto che noi a livello di
di organizzazione delle cose, poi passiamo e facciamo capo nell'ultimo timbro a chi managerialmente coordina tutto, che è Barbara Feluca, e io e il nostro direttore sportivo Alessandro Bolognesi parliamo dei giocatori, Cesare Pancotto, Francesco Cavaliere, Davide Gabriele, guardiamo i film e stiamo lì tutto il giorno, si cerca di dare un'idea, poi i giocatori atterrano, Alessandro Di Fede, il nostro team manager, prende, porta a casa, quest'anno anche Jacopo Ielasi con lui, poi i giocatori prendono la macchina, devono andare dal dottor Nino D'Alicandro, poi da Fabio Esposito, perché bisogna che lo staff medico controlli tutto, poi arrivano in palestra e il mitico Armando Fusco li veste da capo a piedi e li organizza tutto quello che c'è da fare, perché se no si dimentica tutto quello che c'è dietro. Dopodiché, ma levate il mestiere, come vedete. Dopodiché arrivano i giocatori, li presento, adesso il foglio è relativo. Comunque, ma ti mantengo io il microfono. Li presento. Allora, io voglio presentare prima il nostro capitano e Lorenzo Uglietti e insieme a lui Andrea Zerini, perché sono i due giocatori che l'anno scorso vieni correndo anche, vieni. Perché sono i due giocatori che hanno finito la scorsa stagione, una stagione finita con una vittoria incredibile, con 2 o 3 momenti veramente notevoli. Perché li presento insieme? Perché noi alla fine della partita abbiamo pianto insieme. Dalla gioia, ovviamente, dalla gioia. Allora, iniziamo a presentare i giocatori. Aspetta, presentiamoli come si fa per il numero, che così non diamo dell'ordine. Hanno messo anche i numeri, quindi come no. Allora, Jordan Howard, number 1, l'ultima stagione l'ha passata, negli ultimi mesi l'ha passata a Strasburgo nella prima lega francese. Un applauso a Jordan Howard. Bravo Maurizio, bravissimo coach, li mettiamo per quanto riguarda tutti i colleghi di Gianluca, sappiate che lui incarna il ruolo della combo guard, cioè la combo guard è colui che è capace di giocare in 2 posizioni, da playmaker e vicino a un playmaker, perché qui in una città di calcio bisogna anche dare tanta roba, mio caro coach, è tanta roba. Poi abbiamo il secondo, Robert Johnson, vieni Bob. Robert Johnson, che aveva vissuto una parte di stagione in Italia, ricordate, nel campionato interrotto per il Covid, e viene dopo un bellissimo campionato dal Legia Varsavia, dal campionato polacco. Ho cercato di bilanciare con diversi giocatori la mia capigliatura. David, tocca a te. David Michonneau, francese, lo dobbiamo dire piano perché la Francia ce la siamo trovata un po'. Lui viene da Paris e ha giocato anche lui come Jordan una competizione europea, Jordan alla Basketball Champions League e David all'Eurocup a Parigi. E vado a numeri. Moussa Bamba, vieni Moussa, il nostro giovanotto che sta maturando la sua formazione italiana, quindi dobbiamo dire che viene da Bassano del Grappa, benché sia di origini ovviamente diverse. Poi Nicolò, tocca a te, Nicolò Dell'Osto. Sono contento di avere Nicolò perché ha fatto tutta una trafila giovanile importante, ha fatto i suoi campionati di Lega 2 e adesso posso rompergli un po' le scatole in primo. Poi 10, Emmett, come on man, Emmett Williams, il nostro rookie, sottolineo rookie perché come tutti sappiamo, coach, i coach sanno, il rookie viene praticamente dalle esperienze collegiali, ha bisogno di tempo perché è tutto un altro mondo e piano piano, adesso è il fascino di fare l'allenatore.
Giaccori, vieni Giaccori, 22, Giaccori Williams, fece una stagione molto bella già in Italia e l'anno scorso l'Eurocup in Francia, anche lui in prima lega a Bourg. Poi altri capelli che adoro, Elijah Stewart, ottima stagione anche lui, campione di Romania, qui sono tutti che hanno vinto qualcosa e quindi lasciamo lì. Ok, assessore, ci sono diversi potenzialmente che tirano da 3, poi lo dico a bassa voce perché non mi va di essere... E l'ultimo è Simone vieni, Simone Zanotti, 41, che alimenta il pacchetto italiani, viene dalla stagione di Pesaro, l'abbiamo avuto come avversario l'ultima partita di campionato. Poi tocca ai ragazzini, per dire, che hanno un valore immenso perché rappresentano il futuro, ok, ma nel presente danno la possibilità alla squadra di allenarsi, di mantenere alto il livello, di fare esperienze incredibili nella loro vita cestistica o vita e basta, e magari poi, Simo, 10 secondi, un minutino, sai mai che mi mette dentro, e sono contento. Che sono appunto Sergio Grassi, Antonio Materia, Simone Sinagra e Stendardo. Francesco, vieni qua. Venite ragazzi, venite. Quindi che succede? Poi si va in palestra domani, quindi il nostro preparatore Giacomo Sorrentino e il nostro altro preparatore che fa una marea di robe, Antonio Credendino, li fanno correre. Io, Cesare, Francesco e Davide cercheremo di dare il 6000% per questa bellissima città. E io posso fare i complimenti a coach Maurizio Buscaglia che ci ha fatto vivere una bellissima presentazione che, vi devo dire la verità, ovviamente non avevamo preparato nulla ed è per questo che è venuta benissimo, e quindi è un classico. Vorrei del champagne per questa è una foto per tutti quanti voi, ovviamente amici, so che la giornata proseguirà, chiederò. Ebbene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di Calcio Napoli 24 Live. Ringraziamo ovviamente Claudio Russo per il contributo sulla Gevi Napoli Basket. Vi rinnoviamo ad andare innanzitutto su calcionapoli24.it per leggere le parole di Giacomo Raspadori in conferenza con la nazionale italiana, e poi l'appuntamento con il filo diretto, dove oltre ad interagire come sempre con i nostri giornalisti, potrete e dovete a questo punto anche restare aggiornati sulla vicenda dell'aggressione al nostro collega Marco Lombardi. Arriveranno aggiornamenti proprio nel pomeriggio. Intanto grazie alla redazione, al nostro regista Emanuele Bernardo e ovviamente a Riccardo Catapano. Grazie a te Vincenzo, ci ritroviamo domani. Domani sono qui di nuovo a CN24 Live, sono di nuovo di pomeriggio con voi, quindi ci ritroviamo domani dalle 12 alle 14 come sempre con Calcio Napoli 24 Live. Non mi resta che unirmi ai saluti, quindi buona serata, buon pomeriggio da Vincenzo Credendino e a domani con Calcio Napoli 24 Live.